Giornata storica per Venezia, annunciata la visita in laguna il prossimo 28 aprile di Papa Francesco, visiterà il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte e incontrerà i fedeli del Patriarcato. Ha molestato a lungo la ex moglie fino ad andare sotto casa sua danneggiando la tubatura del gas. È accaduto ad Albignasego in Manette, un cinquantenne. Studente 14enne di Mestre pestato dal branco all'uscita di scuola, è accaduto sabato scorso. La violenta aggressione è ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del liceo. Crollano le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Il Veneto perde oltre 11.000 alunni con percentuali impressionanti alle elementari. Flop del liceo Made in Italy, solo 6 iscritti in tutta la regione. Terzo mandato per i presidenti di regione. La Lega presenta un nuovo emendamento alla Camera, ma la strada appare in salita. Non sarà facile, dice Tosi, che continua a corteggiare il leghista Marcato per le europee. Vicenza sarà ricoperta con 25.000 tricolori durante la donata nazionale degli alpini. Firmata oggi la convenzione con il comune e presentato il motto ufficiale della manifestazione. Ultimo assalto a Venezia per i festeggiamenti del martedì grasso. In 70.000 oggi in laguna. Cala il sipario sul carnevale dedicato a Marco Polo. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale del Veneto. Questi i titoli di oggi, ma in primo piano come sempre il nostro sondaggio. Sicurezza, furti e baby gang, più poteri ai sindaci? Questa è la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere come sempre con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del nostro sondaggio come sempre verrà reso noto questa sera a Ring in onda a partire dalle 21. Ed ora le notizie di questa giornata storica per la nostra regione, perché è stato annunciato che Papa Francesco sarà in laguna il prossimo 28 aprile per visitare il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte. Ci racconta i dettagli della visita Lorenzo Maier. Le campane suoneranno a festa domenica 28 aprile per l'arrivo di Papa Francesco a Venezia. 13 anni dopo la visita di Papa Benedetto, nel maggio del 2011, la diocesi riceverà ancora la benedizione del passaggio del successore di Pietro in città. Prima ci sarà la visita del Papa al padiglione della Santa Sede e al carcere femminile della Giudecca per la 60ª esposizione della Biennale d'Arte, diretta da Adriano Pedrosa. Poi un incontro con i giovani e la celebrazione della Santa Messa in centro storico presieduta dal Santo Padre e momento culminante dell'incontro con la Chiesa di Venezia e la città. L'annuncio della presenza del Pontefice in laguna è arrivato stamattina poco dopo mezzogiorno, già concretizzato da mesi e durante la visita ad Limena di pochi giorni fa a Roma, ed ha avuto tra i suoi principali artefici il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, anche nel doppio ruolo di componente del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione. Dopo la visita a Limina, la bella notizia: il Papa sarà con noi a Venezia. La carità e la cultura è la seconda opera di misericordia corporale, visitare i carcerati, e siamo grati quindi che il Santo Padre inizi proprio in questo momento. Poi ci sarà la visita, pensiamo di costruire un evento in cui i giovani possano essere protagonisti. Certamente ci sarà poi l'Eucaristia, il momento culminante di tutta la visita del Santo Padre a Venezia. La gioia e il benvenuto di tutte le istituzioni, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al governatore Zaia. Un momento di gioia che voglio appunto condividere con tutti i nostri concittadini e di gratitudine per questo omaggio che il Santo Padre farà a Venezia. Per cui benvenuto, e lo aspetteremo a braccia aperte, lo accoglieremo, e sarà un momento di riflessione e davvero importante per la nostra città. Grazie di cuore a nome di tutti. La cronaca ora con l'ennesimo caso di violenza nei confronti delle donne, quello di un cinquantenne che a lungo ha molestato la ex moglie fino ad andare a casa sua danneggiando le tubature del gas. È caduto ad Albignasego. Non si rassegna alla fine della relazione, perseguita la sua ex e finisce arrestato dai carabinieri. È accaduto al Bignasego, dove un cinquantenne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è ora accusato di atti persecutori e danneggiamento. Durante la notte la donna, stanca delle continue minacce da parte del suo ex marito e notando che l'uomo si era presentato sotto casa, non esitava a richiedere l'intervento dei carabinieri. Una volta sul posto, i militari notavano che l'uomo segnalato si era già allontanato, ma che prima aveva danneggiato la tubazione del gas dell'abitazione.
Quindi, dopo aver messo in sicurezza la tubazione con l'aiuto dei vigili del fuoco, i carabinieri riuscivano a poca distanza a rintracciare l'uomo, che veniva così arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e danneggiamento e quindi trasferito nella casa circondariale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Ponte della Priula, ora nel Trevigiano, con il giallo della profanazione della tomba di una donna di 35 anni, indagano i carabinieri. Cosa sia successo là lo può dire solamente una ricostruzione teorica o rintracciando chi ha commesso quel folle reato. Per capire cosa sia successo, la bara della giovane è stata portata all'obitorio del cimitero, dove l'autorità giudiziaria nelle prossime ore deciderà se eseguire degli accertamenti sul feretro per verificare se sia stato trafugato o meno, anche se, secondo indiscrezioni, pare non sia stato toccato. Ma sono ancora al vaglio tutte le ipotesi. Potrebbe essere fatta per qualsiasi cosa, cioè per nascondere qualcosa, perché cercavano qualcosa, perché sappiamo che ci sono 7 in giro che fanno qualsiasi cosa. Tra le piste degli inquirenti, infatti, il nascondiglio di sostanze stupefacenti, ma non si esclude nemmeno che la tomba della 35enne che si è tolta la vita nel 2010 sia stata presa di mira per scopi satanisti. Secondo le prime ricostruzioni, la violazione della sepoltura non sarebbe fatto recente. La tomba della donna si trova nel punto più lontano dall'entrata del cimitero, vicino alla cinta muraria che delimita l'area dai campi esterni. È lì che i carabinieri, arrivati sul posto nel pomeriggio di lunedì, dopo la segnalazione dei genitori della donna, hanno trovato una scala a castello usata probabilmente dagli autori del macabro gesto per fuggire attraverso il frutteto retrostante. A trovare l'oculo profanato una signora che ha immediatamente avvertito i genitori della ragazza, subito accorsi al cimitero. Il peso di quello che hanno visto non aiuta per andare avanti. Un grande abbraccio della collettività, oltre che mio personale, deve essere portato al papà e alla mamma. Studente 14enne di Mestre, picchiato selvaggiamente dal branco all'uscita di scuola, accaduto sabato scorso. Sentiamo. Accerchiato dal branco da almeno 5 ragazzini, tutti minorenni come lui, qui al liceo scientifico Giordano Bruno. L'hanno picchiato barbaramente con calci e pugni, un pestaggio violento. Ora il ragazzino si trova ancora ricoverato all'ospedale di Mestre per i gravi traumi subiti. La vittima, uno studente 14enne del liceo scientifico Giordano Bruno, picchiato selvaggiamente a sangue per motivi ancora sconosciuti all'uscita da scuola sabato scorso verso le 12. A soccorrerlo alcuni genitori e docenti che hanno assistito al pestaggio di una violenza inaudita. Così, nella denuncia della scuola, gli agenti di polizia del commissariato di Mestre, al vaglio degli inquirenti, ogni singolo fotogramma dei filmati dell'aggressione registrata dalle telecamere di videosorveglianza del liceo. Hanno ripreso il branco, si parla di almeno 5 ragazzini, tutti con il volto semi-travisato dai cappucci delle giacche che indossavano, semi-nascosto appunto, perché qualcosa si intravede. Pare siano stati già identificati infatti alcuni dei ragazzini, sembra almeno 2, che hanno brutalmente aggredito il 14enne, da tutti descritto come uno studente modello e con ottimi risultati scolastici. Oggi liceo ancora chiuso per gli studenti per via delle vacanze di carnevale. Tra i presenti professori e dirigente scolastico che però non hanno voluto commentare tale aggressione, nonostante l'intero corpo docente del liceo sia da tempo impegnato proprio sui temi della prevenzione contro bullismo e baby gang. Sabato si sono chiuse le iscrizioni al prossimo anno scolastico. In Veneto i dati che emergono sono a dir poco allarmanti. Sentiamo. L'inverno demografico messo nero su bianco in una tabella Excel. Sabato si sono chiuse le iscrizioni ed i dati provvisori diffusi oggi dall'ufficio scolastico regionale relativamente alle iscrizioni per l'anno 2024-25 sono lo specchio più evidente dei tempi. Il Veneto perde complessivamente 11.562 alunni, circa il 10% rispetto all'anno in corso. Analizzando i dati provincia per provincia emerge il crollo verticale di iscritti alle primarie nella Marca trevigiana, che perde quasi 1.000
1000 bambini, record negativo nelle secondarie di primo e secondo grado per la provincia di Verona, ma Treviso è al secondo posto con oltre 1300 alunni in meno alle medie e 315 alle superiori. L'effetto culle vuote è ancor più evidente analizzando le variazioni percentuali complessive, dove spicca Rovigo che perde oltre il 19% di iscritti alle elementari, seguita ancora da Treviso meno 13%, ma anche alle medie i valori sono impressionanti, con Venezia e Verona che perdono quasi il 19% di ragazzi, Treviso il 16%, percentuali inferiori alle scuole superiori, record ancora a Verona con il meno 7,2%. Circa le scuole scelte dai ragazzi veneti di terza media, il 45,9% ha scelto il liceo, oltre il 39% gli istituti tecnici, il 14% le professionali. Flop del nuovo indirizzo del Made in Italy, con soli 6 iscritti in tutta la regione. Nel panorama nazionale il Veneto è la regione con la percentuale più bassa di studenti iscritti ai licei e la più alta, assieme all'Emilia-Romagna, di ragazzi iscritti agli istituti tecnici. 14 cani, 9 cuccioli e 5 adulti sono stati sequestrati nel Veronese dalle guardie zoofile dell'OIPA. Una persona è stata denunciata per abbandono di animali. L'OIPA riferisce che i cani erano abbandonati a loro stessi, alcuni a catena, senza particolari protezioni dal freddo, alcuni all'interno di locali disabitati, tutti senza acqua a disposizione. Nessuno era microchippato. Dopo l'intervento del veterinario dell'ULS che ha verificato lo stato di abbandono di animali, è stato avvisato il magistrato di turno e che ha autorizzato il sequestro. La politica ora, terzo mandato per i presidenti di regione. La Lega presenta un nuovo emendamento alla Camera, ma la strada pare in salita, non sarà facile, dice Tosi, che intanto continua a corteggiare Roberto Marcato per le europee. Io credo che non sarà facile un orientamento diverso, ma ripeto, non tanto per Luca Zaia o per quello che è un ragionamento filosofico, per quanto riguarda strategicamente le regionali 2025. Bisogna guardare agli equilibri nazionali, dice il forzista Flavio Tosi, nelle ore che seguono la presentazione alla Camera del nuovo emendamento targato Lega per consentire il terzo mandato ai sindaci di comuni sopra i 15.000 abitanti e ai presidenti di regione. Chiaro il riferimento a Luca Zaia. La mossa leghista nel corso della conversione in legge del decreto elezioni, per qualcuno un pressing, per altri una forzatura. Secondo lei come finisce? Io penso, per carità non ho la sfera di cristallo, io penso che se i 3 leader di centrodestra hanno approvato assieme una proposta di legge che è stata varata dal Consiglio dei Ministri che dice cambiamo fino a 15.000 abitanti, non cambiamo sopra i 15.000 abitanti, un'opinione l'hanno già espressa. Ne fa una questione di sostanza il Partito Democratico del Veneto. Il permanere in maniera prolungata al potere in un organismo monocratico ad elezione diretta, che sia un sindaco di un grande comune o che sia un presidente di regione, è un elemento nocivo per la tenuta della democrazia. L'altra partita comunque connessa è quella delle europee, con i partiti a caccia di candidati a chiappavoti, con il rebus di Roberto Marcato, l'assessore leghista mister preferenze, che proprio a Ring la settimana scorsa aveva rivelato con una certa amarezza di non aver ricevuto ancora nessuna chiamata dai vertici del partito. Sempre via Ring c'è però la reazione tranchant del vice segretario regionale del Carroccio. Se uno aspetta una chiamata, credo che non possa morire aspettando una chiamata, magari forse è meglio che la chiamata la faccia lui a questo punto, nel senso che sono stato abituato così, nella Lega non ci sono principi e principini che si possono mettere in attesa di una chiamata, siamo tutti militanti e se non ti chiamano chiami tu. Coglie la palla al balzo Tosi, che da mesi sta apertamente corteggiando Marcato. Io non sono più in Lega da un po' di tempo, io se fossi un dirigente della Lega chiederei a Luca Zaia di candidarsi perché è un candidato forte e chiederei a Roberto Marcato di candidarsi perché è un candidato forte. Oggi a Zelarino giornata di mobilitazione della stampa contro le leggi bavaglio e a tutela della libertà di informazione. Chi ha paura delle notizie, non certo i cittadini comuni, non certo i lettori che vogliono essere informati, non certo
i magistrati o i giornalisti. Giornalisti, avvocati ed esperti di diritto internazionale a confronto sul diritto di cronaca e la libertà di informazione, dopo l'imposizione dell'Europa di vietare ai cronisti la pubblicazione degli atti sulle ordinanze di custodia cautelare fino alla chiusura delle indagini preliminari. Il potere ha paura delle notizie, i parlamentari hanno paura delle notizie, i ministri che poco opportunamente rimangono impigliati in intercettazioni che descrivono comportamenti non illegali ma certamente poco opportuni. Loro hanno paura delle notizie. Diverse le voci, i nomi e gli interventi come questo dell'avvocato mestrino Rampinelli, in totale disaccordo con chi sostiene la riforma Cartabia abbia accentrato la comunicazione nella sola figura del procuratore, il quale, ed è un fatto, decide cosa sia o non sia notiziabile, ovvero riveste pubblico interesse, rendendo da un paio d'anni, cioè dall'entrata in vigore della Cartabia, difficile il lavoro di giudiziaristi e neristi. In tutte quelle indagini, quella che viene definita la fuga di notizia o la pubblicazione di un atto che non doveva essere pubblicato, continua ad avvenire, continua tranquillamente ad avvenire. Quindi io questo bavaglio non lo vedo. A Zelarino, giornata di mobilitazione lanciata dalla FSNI per rivendicare la libertà di stampa e a tutela dei cosiddetti riders dell'informazione. Lanciata dalla FNSI a inizio d'anno e che si salda anche non solo con la libertà, indipendenza e autonomia della stampa, ma anche con quello che noi definiamo la dignità professionale, perché uno dei bavagli che abbiamo è anche il precariato, lo dobbiamo dire. Un giornalista che è precario, giocoforza, è un giornalista meno libero. La Dunata degli Alpini, ora firmata oggi la convenzione con il Comune di Vicenza e presentato il motto ufficiale della manifestazione. Il sogno di pace degli alpini. Sarà questo il motto scelto per la Dunata Nazionale 2024 delle Penne Nere che si terrà a maggio a Vicenza. Lo ha reso noto oggi il presidente nazionale Sebastiano Favero in Sala Stucchi a Palazzo Trissino. Un messaggio che vuole elevare i valori dell'incontro della gente con gli alpini in questo delicato momento storico. Siglata ufficialmente la convenzione con il Comune per una manifestazione che si annuncia già gremitissima. Il sito online dell'organizzazione ha già sospeso le prenotazioni per l'accoglienza. Dopo sole 3 settimane è già tutto esaurito. È stato un afflusso di richieste delle prenotazioni che ce l'aspettavamo, ma così immediate, proprio ci ha dato molta soddisfazione nel vedere la condivisione alla partecipazione a questa grande adunata, come sarà la Dunata di Vicenza. Abbiamo messo a disposizione 34 palestre dove ci saranno i pernottamenti con le brandine, quindi al coperto, e sono già tutti prenotati. E tutte le aree che abbiamo messo a disposizione, abbiamo ancora degli spazi disponibili. Principalmente gli alpini si impegnano a dare entro il 1° marzo una lista al Comune delle aree che dovranno essere occupate durante la Dunata degli Alpini, nonché a occuparsi dell'imbandieramento della città, quindi 25.000 bandiere che andranno a impegnare la città, a collocare il villaggio commerciale alpino nel centro storico e a sistemare i VC. Abbiamo circa 250 VC che andranno all'interno della città e del centro storico e delle aree commerciali. L'impegno del Comune di Vicenza è quello ovviamente di fornire le aree per gli alloggiamenti degli alpini e anche quello di dare teatro comunale, il ridotto, il teatro olimpico. È il momento finale da un lato sotto il profilo formale, ma è l'avvio e l'inizio ovviamente di tutte quelle operazioni ancora necessarie per poter garantire che la Dunata venga svolta come sempre nel modo migliore. Rush finale per il Carnevale con la grande festa del Martedì Grasso, dalle sfilate dei carri alla pacifica invasione delle maschere in laguna. Da Venezia ci colleghiamo al telefono con il nostro Lorenzo Maier per sentire com'è andata. Buonasera Lorenzo. Buonasera Marta, a te e ai nostri telespettatori. Sì, siamo alle battute conclusive di questo carnevale. C'è l'ultima grande serata di magie all'Arsenale con i giochi d'acqua, le ultime feste, le ultime frittere, un gran finale che nel pomeriggio poi ha visto le Marie
che sono arrivate in piazza San Marco e hanno sfilato davanti al palco. Possiamo già darvi alcuni dati. Al momento sono 75.000 le presenze che sono state registrate nella giornata di oggi, clou della festa, e la nazionalità più rappresentata, oltre ovviamente agli italiani, sono i turisti francesi. E se non hai altre domande dallo studio, Marta, io ti restituirei la linea e nel TG di Venezia daremo ulteriori approfondimenti. Con le immagini anche che stiamo vedendo dell'elezione della Maria dell'anno. Grazie Lorenzo, buona serata, buona fine di questo Carnevale 2024. Noi ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Si rinnova l'alta pressione che farà sentire i suoi effetti regalandoci una giornata di bel tempo. Il dettaglio di mercoledì 14 febbraio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino in pianura probabili riduzioni della visibilità localmente persistenti. Temperature stazionarie, le minime saranno comprese tra 2 e 6 gradi, massime tra 11 e 15 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo in prevalenza poco nuvoloso o variabile per nubi medio-alte. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo anche qui un'alternanza tra sole e nubi, ma con ampi spazi di cielo sereno. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sui 15-16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.